Quale fu l'itinerario di Antonio? Antonio nacque nel 250 da un'agita famiglia di agricoltori nel villaggio di Coma, attuale Humas in Egitto. Dopo la morte dei genitori, tra 18 e 20 anni, Antonio, attirato dal brano evangelico che dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dai ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Antonio ha obbedito a questo ammestramento evangelico e su di essa ha fondato la sua vita. Storicamente, Antonio non fu il primo monaco, anche se i monaci d'Oriente e Occidente li riconoscerono in lui il loro padre, perché in questo tempo c'erano anacoreti che vivevano nei dintorni dei villaggi egiziani in preghiera, povertà e castità. Antonio ha scelto questo tipo di vita e per questo ha venduto tutti i suoi beni, affidato alla sorella a una comunità di vergini e si dedicò alla vita ascetica. Le sue giornate trascorrono nel lavoro e nella preghiera, prima davanti alla sua casa e poi al di fuori del paese, cioè nel deserto. Quindi Antonio è conosciuto come padre della vita monastica non è perché era fondatore di questo tipo di vita, ma a causa della diffusione della sua vita di santità scritta da Sant'Atanasio. Parlando sulla vita di Sant'Antonio, Sant'Atanasio dà testimonianza dicendo: così viveva Antonio e per questo era amato da tutti. Tutta la gente del villaggio e quelli che amavano il bene e che lui frequentava, vedendolo così, lo chiamavano amico di Dio e lo amavano gli uni come figlio e gli altri come fratello. Salve Maria, grazia, su Signore con te. La fama dell'uomo di Dio, così lo chiamava la gente, si diffonde. Molti vengono nel deserto a chiedere consiglio, guarigione e molte volte Antonio offre una parola di consolazione, di speranza a chi è afflitto, riconcilia chi è in lite, ovunque mette pace. Presto molto vogliono imitare il suo genere di vita e così il deserto divenne una città. Assediato dalle folle, Antonio fugge in un luogo più isolato per difendere la solitudine e la comunione con Dio. Ormai è anziano e si prepara alla morte. Dopo una breve malattia, accortosi che l'ora della partenza è vicina, chiama i 2 discepoli che hanno vissuto con lui negli ultimi anni e lascia il suo testamento. Io, come sta scritto, me ne vado per la via dei padri. Vedo che il Signore mi chiama. Risperate sempre Cristo e abbiate fede in Lui. Dopo queste parole, Antonio spirò e fu riunito ai suoi padri con 80 anni.
Che cosa dobbiamo imparare da Lui? Prima di tutto, dobbiamo imparare sull'importanza della preghiera nella nostra vita. Canta e cammina con la pace del cuore.